A Bassano il centrodestra si promette amore eterno, o almeno lo fa fino alle prossime elezioni amministrative. Il tutto accade mentre nel resto del Veneto si sta frantumando. La domanda a questo punto è la seguente: dopo i baci, gli abbracci e la firma del patto di coalizione, quanto durerà l'idillio in città? A San Donà la Lega ha ufficialmente abbandonato il candidato degli azzurri. A Vicenza si appresta a scaricare quel Mantovani che fino a poche ore fa era il candidato unico. Salvini sembra aver dato il nulla osta per dare il ben servito a quei candidati ritenuti deboli. Le conseguenze potrebbero essere pesanti a stretto giro di posta anche su Marostica e poi appunto su Bassano. Vedrete, fino a quando non ci saranno i nomi dei candidati andranno tutti d'accordo, poi inizieranno le guerre intestine. In un panorama politico così imprevedibile è pure la nuova presa di posizione di Elena Donazzan sul partito unico. Dopo la parziale retromarcia del weekend, visto che le sue parole avevano provocato più di qualche mal di pancia nel partito e c'era chi ha paventato addirittura l'espulsione, in giornata la Big sul territorio di Forza Italia è tornata a parlare di questa soluzione e non usa giri di parole. Sentite cosa ne pensa del partito unico. Io credo che sia un punto d'approdo, credo che l'elettorato di centrodestra sia maturo per chiedere maggiore unità e credo anche che nel proseguo, non so se quest'anno, tra un anno, tra due, tra tre, però l'Italia sia matura per avere una grande coalizione stretta in un partito unico del centrodestra. Io sto lavorando per questo. Donazzan aggiunge: la base la pensa esattamente come me. Nel partito alcuni big sono già corsi in farmacia a fare scorta di Malox. I tempi cambiano, i bisogni della gente sono preminenti, non c'è solo una dialettica interna, quindi buona pace per chi si arrabbia e basta. Io voglio discussione, credo che ci sia bisogno di una discussione approfondita. Quando si perdono troppi voti bisogna porsi la domanda.